40 anni non sono uno scherzo per una società sportiva. Il segreto della Pallavolo Asola è semplice: passione per lo sport e attenzione per i giovani. Ieri la festa in una pizzeria con 200 invitati, ognuno testimone di un pezzo di storia. Sono stati anni molto belli per me, aver visto questi ragazzi crescere, aver avvicinato tanti giovani allo sport. E sono soddisfazioni che ci pensi dopo. La forza di una squadra fatta in casa, con i ragazzi del vivaio. Cominciò tutto con un gruppo di amici, il sostegno del primo presidente Luigi Mura, quindi del figlio Michele, sponsor per tanti anni. Oggi gli allievi di Bonandi portano avanti la tradizione. Mi sono impegnato un paio d'anni fa con loro come vicepresidente perché mi sento un debito con questa società, con Ilario soprattutto perché mi ha dato molto, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. Il fatto di essere comunque ad un buon livello, quest'anno sarà la Serie C, per tanti anni siamo stati in B2, testimonia che la preparazione è buona, che gli allenatori sono buoni e che il vivaio è veramente di alto livello. Tra gli ospiti d'onore anche Andrea Anastasi. C'è una pallavolo di vertice che a volte quindi compare e scompare, una pallavolo di base che è estremamente importante se vuoi produrre dei risultati. Asola è una di queste società che ha fatto tantissimo a livello di formazione dei ragazzi giovani, a livello di formazione di cultura sportiva, perché insomma ha lavorato tanto negli anni e penso che sia questa la cosa principale.